Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. In apertura la politica, anche dopo le elezioni del 25 settembre. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga ribadisce che tra Roma e il Friuli preferisce la nostra regione. Sul risultato della Lega il governatore dice che non è stato esaltante, ma non bisogna drammatizzare. Sentiamo. Il risultato della Lega non è stato entusiasmante, ma non penso sia necessario drammatizzare. Se mi chiedessero di fare il ministro a Roma, risponderei che mi piacerebbe continuare in Friuli Venezia Giulia e ricandidarmi alle regionali. A 4 giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre, prima uscita pubblica e prime dichiarazioni dopo la chiusura delle urne del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Sicuramente ci aspettavamo di più, l'ha detto il segretario federale, lo confermo io. Ci siamo incontrati e ci rincontreremo in Consiglio federale per analizzare il voto e capire anche come migliorare le nostre performance e quello che è mancato, ma adesso dobbiamo ovviamente sapere, anche abbiamo di fronte la responsabilità di far parte di una compagine di governo nazionale e dobbiamo dare risposta al Paese, quindi direi che andiamo avanti con la consapevolezza del voto, ma anche con la consapevolezza che siamo maggioranza nel Paese. Se dovesse arrivare una chiamata come ministro, lei cosa risponderebbe? Che mi piacerebbe continuare in Friuli Venezia Giulia, ricandidarmi, come ho sempre detto, ricandidarmi il prossimo anno e dopo ovviamente dipenderà dalla fiducia che vorranno darmi i cittadini di questa regione. La lista Fedriga? La lista Fedriga ci sarà e mi sembra che su questo tutte le forze politiche abbiano ribadito anche dopo il voto la volontà di continuare insieme confermando il percorso fatto in questi anni che penso in mezzo a molte difficoltà ma sia stato positivo. È ovvio che il risultato non è stato esaltante per la Lega, ma io penso che non sia necessario drammatizzare, bisogna affrontare dove ci sono stati i problemi, costruire quello che è mancato e si va avanti con sicuramente dobbiamo avere un senso critico interno, ma anche l'ottimismo di costruire e andare avanti insieme, punto. Dopodiché le drammatizzazioni non mi appartengono. La cronaca nel Goriziano, 2 coniugi sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio. Le cause sono da ricondurre al malfunzionamento della stufa a pellet che avevano tenuta accesa all'interno dell'abitazione. Marito e moglie sono rimasti intossicati all'alba di oggi a causa del malfunzionamento della stufa a pellet all'interno della loro abitazione. L'episodio si è verificato nel Goriziano a San Floriano del Coglio, nella frazione di Scetina. I 2 coniugi, entrambi sessantenni, sono stati immediatamente soccorsi da personale del 118 attivato dalla Sores insieme ad una squadra dei vigili del fuoco. Entrambi, secondo i primi accertamenti, avevano respirato monossido di carbonio che, stando agli accertamenti condotti dai pompieri, aveva cominciato ad invadere i locali dell'abitazione a causa di un malfunzionamento della stufa a pellet. Marito e moglie sono stati soccorsi tempestivamente dall'equipaggio di un'ambulanza e trasportati all'ospedale di Gorizia, dove si trovano tuttora. Entrambi sono in condizioni serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. Non trattandosi di un episodio doloso, non sono state interessate le forze dell'ordine. Infortunio sul lavoro alla latteria Borgo Paludo di Fagagna. Per causa del vaglio dei carabinieri della stazione locale e personale dello SISAL dell'azienda sanitaria, un dipendente di 30 anni è scivolato sulla pesa di alluminio sbattendo violentemente la schiena. Soccorso dal personale del 118, l'uomo è stato condotto all'ospedale di San Daniele, dove gli è stata riscontrata una frattura pubica. La prognosi è di 21 giorni. Parliamo ora della pandemia. Tornano ampiamente sopra 1000 i contagi in Friuli Venezia Giulia, precisamente sono 1222 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 136, a ciò si aggiunge il decesso di 3 persone, una a Trieste e 2 a Udine. E questa mattina a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, insieme al vice Riccardo Riccardi e all'assessore alla ricerca e all'università Alessia Rosolén, hanno fatto il punto sullo stato di situazione del protocollo sottoscritto con Novartis Pharma per la creazione di un polo regionale delle scienze della vita. Allora sentiamo Riccardo. Vicepresidente, oggi proseguono gli accordi importanti della Regione con le società farmaceutiche, oggi Novartis. Sì, è una partnership pubblica-privata, credo che sia una delle poche che stiamo vedendo, quindi questo assume un valore ancora più importante e soprattutto tratteggia ricerca e applicazione a modelli della sanità del futuro. Quindi la sanità ha 3 grandi problemi, ha l'appropriatezza, la prossimità e la sostenibilità, quindi ci vogliono modelli nuovi.
bisogna declinare la tecnologia, bisogna alfabetizzare i professionisti del sistema salute e il cittadino, quindi c'è sicuramente un lavoro importante da fare e noi ci poniamo questo obiettivo anche in collaborazioni importanti come questa. Le squadre comunali della Protezione Civile di Trieste e di Aquileia sono intervenute la scorsa notte per allagamenti di strade causati da forti precipitazioni. In sinergia con la polizia locale hanno operato per il ripristino della viabilità, in particolare nella località di Belvedere ad Aquileia e lungo i tratti stradali a Trieste. Parliamo ora di economia. Un sostegno alle imprese che puntano sulle energie rinnovabili arriva da Confidi Friuli, che ha sottoscritto un'apposita convenzione con le associazioni di categoria del territorio. Un patto per favorire le imprese che abbattono i consumi energetici. Lo ha stipulato Confidi Friuli con Confapi, FVG, Confcommercio Udine e Confindustria Udine per favorire l'interesse delle aziende verso la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel concreto è previsto il sostegno all'accesso al credito per investimenti anche attraverso l'emissione di prodotti e strumenti finanziari di garanzia per la realizzazione di progetti che riducano il consumo energetico e favoriscano la produzione di energia da fonti rinnovabili. Come Confidi Friuli, spiega il presidente Cristian Vida, siamo pronti a coperture fino all'80%, nella convinzione che in una prospettiva di medio-lungo termine la cultura green sia uno dei fattori che sempre più fanno la differenza sul mercato. Un ragionamento condiviso dalle associazioni di categoria. Per supportare la liquidità di imprese e liberi professionisti in difficoltà per i rincari dei costi delle forniture di energia, Confidi Friuli ha inoltre previsto la concessione di garanzie per i finanziamenti rateali fino a 50.000 euro. Palazzo Toriani ha ospitato un incontro tra i vertici di Confindustria Udine e l'ente industriale di Brescia. Le due province sono ai primi posti in Italia per valore dell'export di prodotti siderurgici. Udine è la seconda provincia italiana per valore dell'export di prodotti siderurgici, dietro solamente a Brescia, e le due città si invertono in classifica togliendo dai dati l'esportazione di tubi e prodotti della prima trasformazione dell'acciaio. Questi numeri rendono Udine e Brescia le vere e proprie capitali italiane dell'export della siderurgia e per questo le due confindustrie delle due province oggi si sono incontrate. A fare gli onori di casa a Udine è stata la vicepresidente Anna Mareschi Danieli insieme ad Adriano Lucci, Massimiliano Zamò, Dino Ferragotto, Matteo Di Giusto, Massimo Masotti e Marco Vidoni. Dall'altra parte invece il presidente della piccola industria Marco Capitanio, il direttore generale di Confindustria Brescia Filippo Schittone e altri vertici dell'ente lombardo. La visita ha compreso anche un tour dell'Uniud Lab Village, il polo di ricerca avanzata nato dall'unione di intenti di università e Confindustria. Numerosi gli imprenditori ospiti che hanno potuto così conoscere le loro controparti per intavolare dialoghi da riprendere in futuro. Questo incontro, hanno spiegato i vertici delle due delegazioni, non è stato soltanto occasione per consolidare conoscenza reciproca, ma può rappresentare l'inizio di un percorso condiviso di collaborazione con prospettive sinergiche molto interessanti, in particolare su alcune filiere produttive di riferimento. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, subito dopo l'approfondimento nel corso di A voi la linea. Grazie per averci seguito, buona giornata.